dal Pala Oreto, un saluto da parte di Davide Sgroi e Sportisili. 19ª giornata del girone H di Serie B Futsal. Si sfidano Mistral e Polistena. I calabresi devono riscattare, proprio come i padroni di casa, la sconfitta dell'ultima giornata contro la Gallinese. Mistral che ha perso invece col Nausicaa. Obiettivi differenti per le due squadre, con il Mistral che deve vincere per avvicinarsi alle zone alte della classifica, Polistena che invece deve vincere per staccarsi da quelle basse. Andiamo a leggere rapidamente le due formazioni a disposizione, partendo dagli ospiti. Per mister Spanò a disposizione Longo, Di Gio, Frasca, Borgese, Sposato, Tigani, Condina, Politano, Spano e Napoli. Per il mister a disposizione di mister Cappello, Orlando Antonino e Orlando Giacomo, Murò, La Torre, Aregliano, Di Maria, il capitano Randazzo dell'Aria, La Barbera, Picciuca, Di Liberto e Mendola. Sono già schierati in campo gli ospiti in maglia bianco, rosso, verde. Andiamo a capire quale sarà il quintetto iniziale delle due squadre. Per gli ospiti sicuramente in campo già vediamo Politano e Frasca. Mistral che inizia invece con Aregliano, Di Liberto in porta, poi Capitan Di Maria, La Torre e La Barbera. Possiamo cominciare, aspettiamo soltanto il fischio del direttore di gara e il primo pallone lo giocheranno i nero-oro, che hanno voglia di avvicinarsi, come ho detto in precedenza, alle zone alte della classifica. Si può cominciare con il primo pallone gestito da La Barbera, che gira con Aregliano. Comincia il giro palla della squadra di casa. Aregliano, Di Maria, ancora il 10, La Barbera, ancora Aregliano. Puntare a sfidare nel primo 1 contro 1 della partita e a rientrare sul suo destro. Non ci casca Sposato, poi ancora a spostare il pallone La Barbera. Il campo però è finito e allora primo possesso per il Polistena. Giocano dal basso, occhio La Torre, se la va a riprendere, si chiude un po' all'angolo, poi colpo di tacco e allora Sposato a recuperare il possesso. Il pallone però non viene gestito bene da Politano e allora si riparte con tranquillità dal basso con Borgese. Il pallone però è già stato di nuovo riperso dai calabresi e allora poi postare Di Maria, La Torre, spara la porta, Aregliano, ancora il 10, Di Maria, La Barbera, La Torre, piede perno, prova a girarsi con l'esterno sinistro, a rimettere dentro La Barbera, rimpallo però con la palla che termina in rimessa laterale e ancora il Mistral a gestire in zona offensiva. Si riparte però da Di Liberto, Di Maria, hanno scambiato i due, poi Politano, forse fallo, sì, da parte di La Barbera. Ancora a girare il Polistena, si fa vedere Politano, preferito però rimessa laterale Sposato e allora Polistena prende qualche metro per la prima volta e gestisce il 10. Triangolo non trovato fra Politano e Sposato e allora attacca La Torre, prova ad accelerare, si fa chiudere ancora all'angolo come in precedenza, si deve girare e scaricare da Aregliano, cerca lo spazio il 10, allora va dal suo capitano Di Maria. Sposato cerca sempre di non dargli spazio per gestire il pallone.
torna da La Torre, spalla la porta Arellano, deve perderla qui il Mistral, perché il Polistena potrebbe ripartire con un contropiede letale. Gran palla verticale di La Torre per il destro di Di Maria che sblocca la partita. 1-0 Mistral nel segno del suo capitano. Grande palla verticale però da parte di La Torre. È giusto dargli importanza che merita. Bella palla verticale del pivot dei padroni di casa. 1-0 Di Maria sblocca la partita e ancora qui a lottare, andarsi a riprendere il pallone. Inizia bene il Mistral, ancora con La Torre, fa la porta, cerca lo spazio Di Maria, ancora a destro, stavolta murato con il doppio rimpallo che avrebbe regalato, rimessa laterale alla Polistena. La Torre l'ha toccata, l'ha riconquistata la Barbera, si riparte da Diliberto. La Barbera con il movimento profondo di La Torre, il pallone è arrivato perfetto, è sposato. Stava per prendere in controtempo il suo estremo difensore Di Giglio. Per sua fortuna il pallone è terminato in calcio d'angolo. A battere Di Maria. Arellano mette giù con la calamita, sposta sul destro. È bella la risposta di Di Giglio, la prima vera della partita. Poi La Torre, rimpallo, doppio rimpallo sfortunato qui. La Torre, rimpallo vinto da Borgese e Di Giglio può ripartire dal fondo. Ottimo il suo primo intervento sul destro di Arellano. Qui lungo sbaglia il tocco Borgese per Frasca, che si era fatto vedere sulla profondità. Arellano, Di Maria, la Barbera, La Torre, sempre spalla la porta, stavolta contro Sposato che lo chiude in rimessa laterale. Chiama lo schema Capitan Di Maria, si è staccato La Torre, spazio concesso a Arellano che punta in 1 contro 1, cerca lo spazio per andare a calciare, non lo trova e allora si deve ritornare dalla Barbera che sposta alla grande. La Torre mette il corpo steso da Borgese, c'è stato fallo fischiato ai suoi danni, stava anche andando a battere la rimessa laterale, anzi si trattava di Frasca. Non c'è fallo sulla Torre, ma non c'è nemmeno rimessa laterale per il Polistena. Arellano, la Barbera, ancora il 10. La Torre a puntare nell'1 contro 1. Vediamo se riesce a spostare sul sinistro per andare a calciare. No, deve ripartire dal suo capitano che l'ha sbloccata proprio su una sua bella palla verticale. La Barbera. Arellano a sfidare Sposato, poi ancora il 10, cerca il centrocampo. La Torre vuole il movimento di Di Maria e la Barbera, spazio per Arellano adesso per scagliare il destro, finta di corpo, prova a spostarla Sposato, bene in copertura questa volta, ancora angolo, ma Mistral che ha iniziato bene sta spingendo tanto, ha già sbloccato la partita dopo pochi minuti. Adesso cerca insistentemente il raddoppio. Di Giglio, Sposato, Frasca, lancio lungo per Borgese che ha preso bene in campo. La Barbera torna bene in chiusura difensiva. Sposato, il 7 in gestione, poi Napoli tocca il primo pallone della sua partita, sfidare Di Maria, Suolata contro Suolata, gran giocata del 17, poi triangolo con Frasca, ancora Napoli ad appoggiare per la puntata di Politano dentro, col pallone che è rimasto lì, Capitan Politano da una gran palla per Frasca che la deve soltanto appoggiare in rete. 1-1 hanno pareggiato
i ragazzi del Polistena, ma forse quelli del Mistral qui sono stati un po' troppo fermi, un po' troppo passivi in fase difensiva. Il Polistena, la prima vera occasione della partita, l'ha rimessa in parità 1-1. Ha ritrovato il pallone lì Capitan Politano e poi l'ha gestito bene giocandolo dentro per Frasca, che ha dovuto soltanto appoggiare un pallone facile. La Torre, tanto è entrato anche dell'aria in casa Mistral. Di Maria dell'aria, ecco il primo pallone della sua partita, ancora Capitan Di Maria. In questo momento non ci sono tanti spazi da attaccare per il Mistral. Dell'aria, prova il pallone diagonale, quasi lo va a recuperare Sposato, che poi però deve commettere e spendere fallo proprio ai danni di Dell'aria. E intanto è entrato anche Muro, che gioca il primo pallone della sua partita, tirando il triangolo alla Torre, però non si concretizza. E allora si riparte col possesso per Napoli dalla zona difensiva del Polistena. Qui non c'è fallo di Dell'aria. Napoli servito da Spano, che si muove profondo. Sposato, adesso si va un po' a chiudere il Polistena, se la cava comunque bene squadra bianca rosso-verde, con Di Gio che riparte dal fondo. Napoli, Sposato, puntare Muro, la sposta bene con la suola, poi non c'è fallo, bel tacco di Politano, gran giocata di Sposato, di Liberto, grande intervento, ma che giocata aveva fatto il numero 7, tutto con la suola, 3-4 volte destro-sinistro, che ancora lui a recuperare, a puntare Capitan Di Maria. Sposato sposta sul destro, toccato. Non c'è fallo, secondo il direttore di gara, e occhio perché adesso la squadra ospite è sbilanciata. Spazio per la Torre che appoggia piuttosto che calciare adesso da Muro. È tornato però il Polistena e va a rimettersi bene in posizione difensiva. Dell'aria voleva l'appoggio di Muro, che però non è venuto incontro, voleva il pallone sui piedi, l'ha ottenuto. A sfidare Spano, ancora Muro a fuggire da Dell'aria, non c'è spazio per servire la Torre fra le linee. Allora si ritorna da Di Maria. Movimento di Dell'aria, ancora Muro. La Torre a cercare l'appoggio su Napoli, non sa chi servire, deve tornare dal suo capitano. Adesso c'è la palla centrale per Muro, che appoggia con estrema nonchalance da Dell'aria. Che bella giocata, va sul fondo, stava per diventare un grande assist questo per la Torre. Si è salvato il Polistena, che qui poi si complica la vita. E anche Sposato ha rischiato tantissimo con questo tocco sulle mani di Di Gio. Qua Napoli, grande idea per Spano, che non calcia, appoggia da Politano, e ancora il 10 a essere iscritto al tabellino. Prima l'assist, adesso il gol. 2-1, la ribaltata il Polistena, che in contropiede fa malissimo. Il Mistral attacca ma non riesce a sfondare il muro dei calabresi in fase difensiva. Il Polistena in contropiede fa male. 2-1, l'hanno ribaltata gli ospiti. Sicuramente grazie a un super Politano fino a questo momento, ma anche all'importante ingresso di Napoli e alle giocate di Sposato fino a questo momento. Qui Di Maria chiude in rimessa laterale sul primo tocco di Tigani, che adesso vorrebbe il lancio profondo, arriva invece sui piedi verticale. Tigani si arrabbia con il direttore di gara, che non voleva il pallone fischiato fuori, invece al laterale si dà figlio dai padroni di casa adesso con Mendola, che tocca il primo pallone della sua partita. Dell'aria, Orlando a rientrare, Muro poi messo giù Orlando, non c'è fallo. Dell'aria sposta e passa bene per trovare lo spazio per la conclusione, deviata e calcio d'angolo.
proprio dell'aria a batterlo. Vediamo il Mistral che cosa prepara. Prepara la conclusione di Muro sul secondo palo. Era uno schema perfetto, ma c'è stato fallo di Mendola su Tigani e il fischio del direttore di gara è arrivato prima che il pallone di Muro trafiggesse Di Giglio. Napoli qui l'aveva fatta passare bene, la palla finisce in rimessa laterale. Muro, lui a gestire, a giocare da Orlando dell'area. Orlando verticale, Mendola prova l'appoggio, tacco bello con la sua lata per dell'aria, sul 1-2, rimessa laterale in zona offensiva. Adesso duello molto fisico tra Mendola e Borgese, proprio lui adesso a richiamare la sua difesa. Dell'aria, movimento esterno di Muro che va al limite dell'aria per cercare la conclusione, non la trova, poi va da Orlando, il pallone torna all'8 che spacca il palo, anche sfortunato il Mistral in questa occasione, nonostante il primo rimpallo li abbia effettivamente aiutati. Palo pieno da parte di Muro che non riesce a pareggiare la partita. Napoli Spanò, ancora Napoli, Spanò lungo, profondo il pallone ancora per Napoli, Orlando buca con la testa, poi Napoli e deviazione di Diliberto che è uscito bene giocando probabilmente anche sul possibile errore del compagno. Ha fatto benissimo il 26 perché Orlando non ha lisciato l'intervento. Batte proprio lui da Borgese, anticipo dell'aria, poi Borgese la va a riprendere senza fallo. Occhio a Borgese e a Napoli però che non riescono ad appoggiare da Tigani, che aveva trovato un ottimo spazio per liberarsi alla conclusione, ma non è riuscito a essere servito. Borgese, Spanò a rientrare, c'è dello spazio sul destro, Mendola se la va a riprendere, avanza contropiede il Mistral con Mendola suolata e poi puntata dal fondo, però dicono i due arbitri in campo Mendola sta andando a prendere il pallone per andare a battere il calcio d'angolo. Spanò Napoli, Borgese, Spanò a spostare, ha messo bene il colpo stavolta Orlando. Muro verticale, Mendola non trova l'appoggio da Borgese, ancora il 27 con la suola, si appoggia da Muro, bella la palla subito, veloce dell'aria. Tigani però è tornato alla grandissima. Spazio per Sposato, poi fallo di Muro su Tigani, 8 su 8, ma intanto Napoli è pronto già subito a ripartire con Sposato, si fa vedere dentro Napoli. Sposato non riesce però a servirlo, dentro il pallone che passa su tutta la linea della porta di Diliberto e si arrabbia un po' con la sua retroguardia. Non è riuscito Tigani però a ribadirla in rete. Calciare ancora a Napoli, si muove Tigani, il pallone è dentro, Orlando chiude bene, poi Mendola di prima, bella idea per Muro che prova ad accelerare, prende il rimpallo sotto per un attimo, poi rientra e calcia bene ancora Di Giglio, però a dir di no al numero 8, prima era stato il palo, adesso ancora il portiere, sempre il duello a rinnovarsi, è sempre Di Giglio a rispondere bene a Muro che non riesce a batterlo, poi ripartono gli ospiti con il sinistro di Napoli. Diliberto poi mette il pallone subito per far ripartire Muro. Adesso le squadre sono un po' lunghe quando mancano 9 minuti al termine del primo tempo e qui Mendola era riuscito con un tocchettino morbido quasi a superare Di Giglio che però non la tocca. Allora si riparte dal fondo, si salva il Polistena. Si riparte con
il pallone per Sposato. Borgese, Tigani di prima, rischia tanto, poi rimedia sul suo errore su Dell'Aria. Poi Sposato guadagna il rimpallo sul numero 17. Borgese a girare Politano, lungo il pallone per Borgese, che però chiedeva calma. Si era fermato il centrale in maglia bianco-rosso-verde. Muro, Di Maria, puntare Politano, duello fra capitani. Dell'Aria, puntare Sposato, sposta bene 2 volte, 3 volte, poi non riesce a trovare la conclusione con il suo destro. E Sposato chiude bene, voleva addirittura la rimessa laterale. Giocatore in maglia 7. Dell'Aria lascia lì per Di Maria, avrebbe voluto forse la distanza. Dell'Aria si va a spiegare con il direttore di gara e poi Tigani avrebbe addirittura voluto anche la rimessa laterale. Non è sua però, ma è dei Neroro. Ancora girano con Muro orizzontale da Di Maria, ancora loro due a scambiare. Movimento buono di Giacomo Orlando, che voleva giocare il primo pallone della sua partita, non ci è riuscito. Sposato, però lui ha giocato da Borgese, poi movimento profondo del 7. Politano si abbassa in gestione, ancora Borgese ad andare ancora su quella linea, ma sbagliando perché c'era Tigani all'altro lato tutto solo. La Barbera tornato in campo il 21 dopo aver iniziato dal primo minuto. Di Maria, puntare Politano, Puro, girano l'8 e il 12, ancora Di Maria, lui che l'aveva sbloccata questa partita per portare in vantaggio il Mistral. Il suo destro non era male, finisce però sul fondo alla sinistra di Gigio, qui poi Sposato da ultimo uomo, messo un po' in difficoltà dal suo portiere. Ancora il 7 in gestione, spinto trattenuto da Di Maria, non c'è fallo, non smette di lottare il numero 12, è passato però bene Sposato, gran giocata, poi profondo da Borgese, l'ha capito Orlando, l'ha letto anche Di Liberto, è uscito bene Di Maria. Muro, si è staccato la Barbera, vediamo se il pallone arriva dalle sue parti. Infatti sì, adesso per il 21, di prima da Orlando, ha capito tutto. Tigani, si incrociano le strade dei due, ha fatto fallo Tigani sulla Barbera, ancora quest'ultima a giocarla. Tornato in campo Arellano, che rientra sul destro, però non trova lo spazio. Orlando prova la sponda, Tigani ancora in chiusura. Pallone all'indietro la Barbera, Arellano. Orlando, puntare Politano, prova ad accendersi il numero 7, trova lo spazio però non calcia e allora si va con la puntata dalla Barbera. Gran chiusura di Sposato, che vince addirittura il rimpallo e guadagna una rimessa laterale in zona difensiva, ma che fa respirare un attimo i suoi. In questo momento stanno soffrendo abbastanza il pressing alto del Mistral. Di Gigio, verticale il pallone verso Frasca, l'uomo che l'ha pareggiata, non è riuscito però qui a tenerla il 5. Arellano, Di Maria, la Barbera, profonda ancora Di Maria, cercato Politano però recupera e riparte in contropiede, raddoppiato bene il 10 a guadagnare calcio di punizione, scusate, calcio d'angolo.
Politano, appoggio per il sinistro di Frasca. Allora Orlando può provare a ripartire in contropiede, ma viene raddoppiato il numero 7, non può mai arrivare su questo pallone. Fatto Sposato contro Frasca, eccolo il pallone per il 5, forse spinto, non c'è fallo. Time out però chiamato dalla panchina dei padroni di casa. Sì, poi qua, sì, vabbè, qua. Si riparte con la rimessa laterale in Una tre quarti campo difensiva del Polistena con il possesso Mistral. È rientrato in campo la Torre che va subito a puntare Napoli. Occhi negli occhi, si torna da Arellano. Di Maria sul destro, finta di calciare, torna dal 10. La Barbera, ancora Arellano. La Torre, movimento della Barbera, rientro sul sinistro, non c'è spazio per calciare. Allora Di Maria, la Barbera, non ci sono spazi per il Mistral per andare alla conclusione, provano a spostarla tanto gli uomini in nero per muovere le linee degli ospiti. La Barbera, Di Maria, Arellano a sfidare Frasca, andare lungo sul profondo. Bella scivolata del numero 5, poi nervi un po' tesi tra Frasca e Arellano, con l'arbitro che va a catechizzare i due. Il calcio d'angolo, batte proprio Arellano, si muove al limite dell'area Di Maria, però non è riuscito a calciare come aveva fatto in precedenza Muro quando gli è stato annullato il gol del pareggio. Arellano a rientrare ancora contro Frasca, poi va dentro, bene Politano, poi fallo forse di Arellano su Frasca, invece si gioca, c'è vantaggio, Politano aveva fatto un bel velo, l'idea era giusta, poi bel rientro di Sposato. Napoli prova a spostare, Arellano rimessa laterale, ma ha rischiato tantissimo qui il Mistral perché il Polistena stava per ripartire in contropiede in campo aperto. Sposato, ancora spostare il 7, che giocata, che partita, ancora Sposato. Di Maria fa una chiusura fondamentale e sembra quasi applaudire anche il capitano della squadra avversaria Politano, che sarebbe stato 1 contro 1 con Di Liberto e neanche, forse a porta vuota, proprio lui a giocarla. Qui spara la porta, la Barbera lo fa tornare indietro, si va da Sposato che sposa su Arellano, che però mette il corpo bene, ancora il 10 a passare, a trovare il buco, poi se la va a riprendere però Sposato, poi Politano. Arellano mette in rimessa laterale. Escono proprio Sposato e Politano, che stanno facendo 2 grandi partite fino a questo momento. Spanò esterno, Tigani, gran movimento di Napoli, trova lo spazio per andare a calciare. Di Liberto fa un grande intervento, calcio d'angolo, ma quando il Polistena riesce a trovare gli spazi giusti per offendere in contropiede, ci sono tantissimi pericoli per il Mistral. Qui ancora Frasca a provarci con il mancino, non prende però lo specchio dalla parte di Liberto.
Di Maria, Arellano, ancora Di Maria in mezzo a 3 maglie bianco-rosso-verdi. Muro a puntare Spanò, orizzontale all'altro numero 12 della partita, il suo capitano. Muro ancora contro Spano, pallone dentro, la Torre cerca lo spazio per girarsi, è tornato alla grande Tigani. E poi giallo per la Torre e giallo anche per Frasca, che già in precedenza aveva avuto un battibecco con Arellano, adesso con la Torre. Adesso deve fare attenzione però Frasca, perché questi ultimi 3 minuti e 30 della prima frazione li giocherà con il giallo e poi anche tutto il secondo tempo. Arellano, Muro con Arellano, gira da Muro e si muove sempre in quella zona di campo, quasi il limite dell'area da 3 quarti campo, per cercare lo spazio per andare a calciare. 2 volte è andato verso la porta di Gio, che ha risposto bene. La terza ha preso il palo pieno, ancora lui, chiusura puntuale di Tigani e non fallosa, e allora ancora 8 contro 8. Muro rientra per calciare e Di Gio è ancora attento. Ormai è una questione d'onore tra i due, sembra un duello 1 contro 1 fra Muro e Di Gio. La Torre ancora da Muro, ancora contro Tigani, a spostare, Tigani non molle, allora suo lato all'interno della Torre, che arriva prima di Napoli, le cose si sarebbero fatte complicate. Si torna di Liberto, vediamo se avanza. Sì, lo conosciamo bene, il numero 26, appoggio dalla Torre. Di Maria non calcia, Arellano nemmeno lui, allora torna al suo capitano per la conclusione. Espano chiude bene, Muro guarda la porta e calcia. Stavolta, per la prima volta dopo 5 conclusioni, l'8 non prende lo specchio. Napoli, tacco sbagliato, la Torre si è andata a riprendere, appoggio da Muro con la punta. Tigani a chiudere, poi scontro che non ho capito fra Frasca e Muro, entrambi probabilmente guardavano il pallone che era in alto e sono scontrati. Di Maria si è messo fuori dall'area di rigore la Torre per dare spazio ad Arellano, che infatti si è inserito. Eccolo qui sul pallone, tantissimo spazio per Muro con la punta di Gio 2 volte. Che partita sta facendo in questo momento, e per tutta questa prima frazione di gioco il portiere degli ospiti, prima su Muro, poi anche sulla Torre. Arellano mette dentro di prima per il 9, ancora il 10 a puntare Spanò, a rientrare sul destro, non c'è lo spazio, prova il sinistro, allora e mette fuori e time out. Chiamato un'altra volta. Giocate ora qua Rastra, si riparte con il possesso per
Di Giglio, quando manca 1,50 al termine della prima frazione di gioco, Mistral deve cercare di pareggiarla prima del fischio finale del primo tempo. Napoli Di Giglio, verticale il pallone per Borgese, non era nemmeno male l'idea, poco troppo lungo però per il numero 6 Di Maria. Puntare Spano, adesso il duello fra numeri 12, rientra Di Maria, verticale, bella la sponda di Mendola, preso in pieno Napoli, poi dell'aria, voleva riproporre per Mendola, esce bene Napoli, adesso vuole il pallone profondo dell'aria, gran chiusura della superiorità numerica Mistral, destro di dell'aria, Di Giglio, almeno 5 interventi importanti per lui. Batte Di Maria per Muro, che stavolta l'ha ciccata, non da lui una conclusione del genere. Abbiamo visto quante volte calcia e quanto bene calcia qui Napoli. Grande palla, grande idea per Borgese, che ha trovato lo spazio su dell'aria. All'altro lato c'era Tigani tutto solo, chiusura di dell'aria, ancora Tigani, alla porta Borgese, che spazio, l'8 per il 6, si inserisce Borgese e fa 3-1. Doveva pareggiare il Mistral entro la fine del primo tempo e invece va sopra di 2 il Polistena con Borgese, triangolo eseguito perfettamente con Tigani e 3-1 per i calabresi. E adesso sempre più in salita questa prima parte del primo tempo per i padroni di casa, e sarà completamente inserita anche il secondo tempo a rincorrere. Intanto c'è ancora qualche secondo da giocare, occhio però, perché qui Mendola sta perdendo un pallone pericolosissimo. Muro a puntare Tigani, non c'è lo spazio, deve tornare indietro da Di Maria, movimento di Mendola, non c'è la linea per servirlo, e allora della rientra sul sinistro, bella finta per il destro, ancora Di Giglio, Muro insuperabile, il portiere del Polistena, poi prova anche a lanciare con le mani Tigani, ma con la testa l'8 non la impatta bene. 15 secondi dell'aria, deve vedere tutto per tutto, deve provare la conclusione, Sposato chiude benissimo, poi dell'aria si aiuta in qualche modo Mendola, poi Di Maria si appoggia da Muro, finta, va sul sinistro, dentro, non è riuscito a calciare Mendola, poi il rimpallo e si riparte con la rimessa laterale per il Polistena. Mi ha aiutato come ha potuto l'esperienza dell'aria. Non se ne è accorto il direttore di gara lì vicino, era una genialata perché il Mistral stava per andare a riaprire la partita, ma finisce qui la prima frazione di gioco, 3-1 per gli ospiti sul Mistral qui al Palaureto. Ci vediamo fra pochissimo con la seconda frazione. Verso lo Bosco, grande sponda, occhio a Manno che entra nel rigore, la ripropone dall'altro lato verso Canino, risposta di Grimaudo e prima occasione della partita. Non è facile andare ad attaccare il Lo Bosco, ci prova, era salita bene la difesa dell'Accademia, sta per passare Lo Bosco e intanto si ripropone sull'out di destra verso Canino che mette dentro proprio per Lo Bosco, che aveva trovato lo spazio e il tempo. Destro e Mancino, più una posizione per Lonigro, infatti parte lui a girare. Grimaudo sembrava esserci sulla traiettoria, forse addirittura levato le mani. Appena ancora una volta palla al piede il numero 4,5, poi esagera e passa Manno, ancora a cercare Lo Bosco, Vincenzi, pallone profondo verso Lo Bosco che si coordina, la sblocca il Marsala, è tutto regolare, ha segnato Lo Bosco che per attitudine sembrava quello più dentro la partita, grandissima la palla in profondità, gioca più, dunque a piede invertito il numero 10. Lo Bosco non è fuori gioco, lancio lungo verso Manno che va a lottare con Pulo del passato, Manno!
tocco sotto e 2-0 Marsala. Insorge il pubblico di casa, arrabbiatissimo Genna che prende il cartellino giallo. Chiama lo schema Campanella, vediamo se va lui. Infatti sì, è un tiro verso la porta, per esempio Manno, poi destro. Prende gli applausi a Ficarrotta, Sinistro a rasoterra, non mette il coccodrillo Furnari e pulisce lì Luca Ficarrotta. 2-1. L'Accademia prova a rimettersi in partita. poi si gira, Campanella lascia sempre qualche metro di troppo probabilmente. Canino, secondo palo, ottimo inserimento di Tarantino che mette dentro per Brasolin, grandissimo l'inserimento di Tarantino che tiene questo pallone, lo rimette dentro, Brasolin si inserisce e fa 3-1 per i Granata. Campanella però sbaglia, Vincenzo a servire Sferruzza, la posizione regolare, appoggio verso Brasolin destro, occhio Sferruzza che se la stava andando a riprendere, ad allungare la maglia fra i due Granata. Ancora Ficarrotta, ci riprova da calcio piazzato a girare, palo pieno. Ma che traiettoria, era uscita dal mancino del giocatore in maglia 10, l'ha toccata forse, poi sul pallone riproposto in area di rigore, Furnari è imperfetto, Kaboschi sale in area di rigore e mette dentro il gol del 3-2 dopo l'urlo strozzato in gola. Si salva dal cartellino e ci poteva stare. Qui Campanella verticale a Ficarrotta, che può inventare il 10, grande palla per Idrizzu e qui si riscatta il capitano del Marsala che va col sinistro a girare sopra la barriera. Grimaldo però è attentissimo e l'aspettava lì. Lungo il lancio e arriva adesso il triplice, fischio, il Marsala conquista 3 punti importantissimi nel derby con l'Accademia Trapani. Il Lascari Cefalù si gioca una fetta di promozione in eccellenza ospitando allo Stadio Elardo il Città di Villafranca che gravita in zona playoff e punta su questa partita per cercare di rosicchiare punti importanti alla capolista, ma qui prima ingenuità da parte della difesa, retropassaggio al portiere, il direttore di gara opta per una punizione a 2 all'interno dell'area di rigore e allora sul pallone si presenta Pippo Tiscione, traiettoria magica del centrocampista palermitano che batte il portiere avversario, trova il gol del 1-0, in questo caso battuto l'estremo difensore ospite che rimane fermo, Taranto non può nulla, ma all'8° minuto azione da palla inattiva e Città di Villafranca pareggia i conti con Rivainera dopo un batti e ribatti praticamente nell'area piccola, nulla può man mano e allora dopo 8 minuti è già 1-1 allo Stadio Elardo di Lascari con gli ospiti che recuperano subito. Al 17° minuto torna ad affacciarsi in avanti il Lascari Cefalù, Mocciolo ignora i compagni, va ad incrociare col destro, la palla si perde fuori, poi alla mezz'ora calcio di punizione, esce male Taranto e Lascari Cefalù però non ne approfitta, la palla finisce fuori, minuto 38, calcio di punizione dall'altra parte per la squadra di Mister Comito, ancora Fazio con una traiettoria perfida che per poco non si insacca, poi nella ripresa dopo 7 minuti Arrigo commette questo fallo, il direttore di gara non ha dubbi, estrae il secondo cartellino giallo, espulsione per Arrigo, Città di Villafranca con l'uomo in meno per più di 40 minuti, allora il Lascari Cefalù prova ad accelerare, ad aumentare gli sforzi per riportarsi in vantaggio. Qui l'inserimento dal retrovie di Tiscione col colpo di testa al minuto 58 che si perde fuori, ma al minuto 68 grande parata di Mammano sul colpo di testa, sui sviluppi di un altro angolo da parte di Rivainera. Tornano a farsi vedere gli ospiti che non mollano nonostante l'uomo in meno. Qui conclusione dalla distanza da parte di Laquidara con la palla che esce di pochissimo, man mano sembrava in traiettoria dall'altra parte. 3 minuti dopo azione tambureggiante del Lascari Cefalù conclusa con il colpo di testa da parte di Pastorella che per poco non fa 2-1
passano altri 7 minuti, minuto 83, ancora azione che parte dalla destra per il Lascari Cefalù, la sfera arriva dalle parti di Moccero che si gira, prova a calciare, colpisce solo l'esterno della rete, ma al minuto 89 con l'ennesima azione dall'auto di destra la palla arriva in area dove c'è, come di consueto, Danny Moccero che stavolta raddrizza la mira e segna forse il gol più importante della stagione per il Lascari Cefalù, che poco prima del 90° passa in vantaggio e dopo 5 minuti di recupero, dopo il triplice fischio, vince un'altra partita allo Stadio Ilardo, battuto il Città di Villafranca 2-1 e vetta sempre più consolidata da Sportiside. Tutto, alla prossima! Bosco non riesce a controllare bene il pallone, poi spazza via il pallone, rimane ancora tra i piedi suoi. Bosco gioca da fuori area per lo Cicero, 1-0, subito TF, i primi 10 minuti di gioco, passa in vantaggio con un... Mazzoli passa laterale per cercare Bosco, palla che rimane lì. Ancora TF Popolare, adesso attenzione a spina e sinistro! E arriva il gol del numero 7 Spina. Protegge col corpo per lo Cicero che prova ad andare via, palla per Bosco, buono 1-2, gioca benissimo qui il... Si riparte con la seconda frazione di gioco che vede il Mistral dover andare a inseguire il Polistena, che al termine della prima frazione di gioco, a qualche minuto dal termine, si è portata sopra di 2. E allora secondo tempo importante e decisivo per la squadra di casa per andare a riprendere una partita così importante, così difficile per la classifica, per vedere sempre più vicine le zone alte Polistena, che invece in questo momento si stacca un attimino invece alle zone basse della classifica. I 3 punti servono a entrambe. Orlando, il puntare sposato, ancora Orlando, bene, va sul fondo il numero 6, è passato con la punta! In qualche modo Di Giglio aveva fatto un primo tempo sontuoso, non inizia bene il secondo perché prende gol sul suo palo in maniera abbastanza goffa, segna Antonio Orlando. 3-2 il Mistral non poteva cominciare in maniera migliore questa seconda frazione di gioco, ancora a recuperare con la Barbera, spazio per il 21 destro, è bastato un minuto per il Mistral per andare a riprendere questa partita, un inizio super e un inizio invece shock per il Polistena, che ha preso 2 perle in faccia incredibili, prima da Orlando poi dalla Barbera. 3-3 in un minuto, un inizio di seconda frazione folle. Politano, adesso tutto da resettare, tutto da rifare per gli ospiti e il Mistral che cavalca con dell'entusiasmo. Ancora Orlando, stavolta si ferma e ragiona, la ripresa in qualche modo la squadra di casa subito all'inizio del secondo tempo, e dopo altri 30 secondi stava addirittura per passare in vantaggio con il destro di Di Maria, ma suicidio sportivo del Polistena nei primi 2 minuti del secondo tempo e grandissima rimonta del Mistral che ha ripreso la partita in mano. Orlando scorre sul fondo e gioca la Barbera. Di Maria verticale, la Torre non passa stavolta su Borgese, l'uomo che ha fatto il gol del 3-1, e allora ancora ad avanzare il Polistena con Sposato, poi gira da Napoli, Borgese spalla alla porta, Di Maria non gli dà spazio, Politano se la allunga, la Barbera se la va a riprendere bene, prova a ripartire in contropiede la squadra di casa. Adesso deve un attimo però riordinare le idee la squadra ospite, qui ancora la Torre a passare, la Barbera tutto solo, Borgese da ultimo uomo, una chiusura super, poi grande giocata di Orlando, grandissima giocata di Orlando
che sposta bene con la suolata, e fallo di Politano, chiede scusa. Un inizio super del Mistral. Maria, la Torre stava intestardendo per andare a puntare, invece poi si ferma e riparte da dietro. Orlando, lui che ha dato via alla rimonta i primi super minuti del Mistral, adesso cavalca ancora l'onda. Di Maria, la Barbera la perde bene, la palla di Politano, campo aperto per Sposato, appunto Di Maria, Sposato sposa, stavolta Di Maria fa una chiusura super. E ancora Di Maria, verticale alla Torre, c'è spazio per il suo sinistro, non calcia, appoggia la Barbera dentro. Di Maria calcia, poi gran chiusura di Di Gio, poi la Torre. E il Mistral che adesso sta avendo tante occasioni addirittura per andare in vantaggio, in completa confusione il Polistena. Lungo lancio di Di Gio, Orlando col petto stavolta non perfetto, ma una risposta alla grande squadra, un moto d'orgoglio potente. Rineroro che rientrati in campo per la seconda frazione di gioco ha dato una risposta super. In 2 minuti rimontato il Polistena, adesso è tutto di nuovo in parità. C'è un secondo tempo tutto da gustare, equilibratissimo. Di Maria, Orlando, ancora Di Maria, la Barbera, Orlando, la Torre a puntare. Di Maria, ancora provano a girare, a cercare lo spazio i padroni di casa. La Torre fa scorrere, non riesce a controllare. Napoli mette il corpo su Antonino Orlando che se la va a riprendere. Guadagna anche rimessa laterale numero 6. Di Maria, suolata, lascia lì da Orlando, messo un pochino in difficoltà. La Barbera per il 6, lungo ancora la Barbera, c'è lo spazio per puntare Politano, sinistro, riesce a prendere però lo specchio della porta il 21 questa volta. Borgese, Politano deve perderla lì il Polistena, esce bene Sposato, l'1 contro 1 con Orlando, poi si deve fermare il 7. Borgese sposta, finito il campo. La Barbera, mettevo in campo Muro, ma c'è una gran linea di passaggio di La Barbera per Di Maria, che si dispiace non aver preso lo specchio della porta da ottima posizione, la sparata alta. Poi Politano si mette in proprio, 1 contro 3, ancora Politano, è finito il campo. Di Maria, Muro, ancora Lotto, Fuentes, tanto spazio per andare a calciare, poi destro di Orlando col pallone che rimane lì a metà, doppietta del numero 6, importantissimo in questa seconda frazione di gioco, la ribaltata completamente il Mistral, che ricordiamo iniziava la seconda frazione di gioco sotto 3-1, 4-3 dopo 5 minuti del secondo tempo. Incredibile. E adesso addirittura abbandona il campo di Gio, sconsolato. Anche qui forse poteva fare un po' meglio, perché non è riuscito a tenere il pallone fra le mani e l'ha lasciato lì un po' a metà per Orlando, che ha punito 5 minuti che forse cancellano i 20 super nella prima frazione di gioco del portiere del Polistena, che adesso attacca con Spanò.
non si sono quasi presentati in campo i calabresi nel secondo tempo. Qui gran palla dentro invece per Napoli. L'avevano gestita bene però questa azione i bianco-rosso-verdi. Risponde bene Di Liberto. Fuentes in mezzo a due per la finta di corpo. Orlando non cerca la tripletta ma ritorna saggiamente al suo capitano che gestisce. Muro, Orlando Fuentes. Ancora Muro. Corto Orlando. Finta di puntare e torna da Muro e Di Maria. Fuentes adesso può andare un pochino più in gestione la squadra di casa. Grande idea, grande imbeccata per Di Maria da parte delle 10 che però qui però torna il pallone all'indietro. Muro qui prova ad accelerare, incespica sul pallone, se lo deve riprendere e deve spendere il fallo. Tigani che stava partendo in ripartenza, poi invece si è dovuto aiutare con le cattive con l'altro numero 8 perché era proprio Muro poi che stava andando a puntare la porta di Longo, è entrato a qualche istante al posto di Giglio. Di Maria e Muro sul pallone, si stacca l'8, Di Maria gioca proprio da lui col destro, esce Tigani in chiusura che voleva anche il rimpallo, l'ha rimessa a favore, invece la laterale per i padroni di casa. Di Maria gira orizzontale Fuentes. Di Maria è rimasto a terra Borgese. Non sappiamo se ha subito un colpo involontario o se si sia effettivamente fatto male dal punto di vista muscolare da solo. Rialzato Borgese, applausi per lui al Paloreto. Dice di aver subito forse un colpo involontario, mi aveva una gomitata, ma non l'abbiamo visto. Uscito il 6, si riparte col possesso Mistral.
E passato Fuentes dentro, risposta da parte di Longo e rimessa laterale dei padroni di casa. È entrato Condina, questo di Borgese. Di Maria, Muro, Fuentes, da ultimo uomo, gira dall'8. Fuentes sposta bene su Spanò, è passato il 10, spazio per calciare! Invece era un assist, un tiro cross per Di Maria, deviazione, calcio d'angolo. Batte ancora Di Maria, movimento profondo, secondo palo di Muro al volo. Il primo tempo l'aveva battuta benissimo, stava andando pareggiare il match. Qui l'ha presa male, poi scontro con Tigani, si chiariscono i due, si può giocare. Fuentes rimette bene il corpo su Condina, non lo fa passare, non arriva alle parti di Liberto. Ancora possesso per i padroni di casa con Di Maria che punta. Muro, Di Maria, Velo, Fuentes adesso ha cambiato lato per andare a offendere, gran giocata, poi Longo esce un attimo per coprire lo specchio della porta e allora Muro calcia, non riesce a prendere lo specchio, ora il numero 8 con le mani Longo. Porto Napoli, avanti Condina, anche fisico su Muro, rimpallo con Fuentes, è passato il 9, Napoli poi di prima, Spanò, ancora Napoli, si prova a girare su Orlando, è passato bene, 17, anche spinto, va sul fondo, bene, dentro, scivolata, puntuale e precisa di Muro, calcio d'angolo per il Polistena che prova a farsi rivedere dalle parti di Liberto. Napoli ha litigato con la rete, allora c'è pensato di Liberto ad aiutarlo. Tigani a appoggiare da Spanò, raso terra. Di Maria bene, poi prova a ripartire, gioca con Orlando, finta di corpo 2 volte, Spanò bene in copertura e prova a fare ripartire il Polistena, pallone per Tigani, triangolo che era giusto, ma un poco troppo lungo, non è riuscito dunque ad arrivare sul pallone Spanò. Di Maria, vuole pazienza mister Cappello. Orlando ritorna a Muro, Fuentes, puntare Spanò, vediamo se prova di nuovo la finta di corpo, la finta con la suolata, invece no, torna da Muro. Orlando, stavolta è lui l'ultimo uomo e non il riferimento più offensivo. Fuentes, Muro, si muove Orlando con spazio adesso il 7 per provare a puntare, si torna da Muro che non si appoggia da Orlando, ancora lo sta appoggiando da Di Maria, pallone sul sinistro non sul destro per andare a calciare, allora Politano se la va a riprendere bene, raddoppiato, gioco di gambe sbagliato perché Muro se la va a riprendere, bocca con l'esterno per Orlando che calcia scivolando, forse voleva anche un fallo di mani. Napoli riparte bene con lo slalom, ancora il 17 dentro, calciato verso la porta di Liberto che poi riparte palla al piede, contropiede per il Mistral, tanto spazio per Di Liberto che batte il contropiede, lo serve Muro, la solita azione tipica del portiere in maglia 26 che quando vede spazio se lo va a prendere e fa il 5-3 per portare i suoi sopra di 2, lo fa spessissimo Di Liberto, lo conosciamo bene. Quando trova lo spazio, quando vede lo spazio da attaccare, prova sempre ad andare a far male dalle parti del suo collega e in questo caso ci è riuscito bene con il triangolo eseguito perfettamente con Muro, battuto Longo, segna di Liberto, 5-3 Mistral che sicuramente a fine primo tempo non si aspettava questa seconda frazione di gioco. A grande risposta e grande ingresso in campo, non sappiamo
sinceramente cosa abbia detto mister Cappello ai suoi durante il riposo. Il fatto sta che la squadra è entrata in campo con un'altra mentalità. Qui Sposato però se la va a riprendere. Vediamo la risposta del Polistena. Politano con spazio, Politano, lob! Fuentes praticamente sulla linea. Si congratula addirittura Di Liberto con Politano per l'idea super intelligente che aveva avuto il 10 di provare lo scavetto da lì, perché spazio per punirlo con un destro tra virgolette chiamiamolo normale non ce n'era. Politano, ancora il Polistena in gestione, è passato Sposato con una grande giocata e poi Di Liberto fa una super parata su Frasca e prova a ripartire il Mistral, è scivolato Muro nel tentativo di raggiungere questo pallone di Di Liberto poco troppo lungo che ha preso tanta velocità. Sposato, altra gran giocata, palla poi per Frasca che non arriva. Ma ribadisco, è Sposato, ha fatto una grande partita. La Barbera, Mendola, adesso con un po' più di calma il Mistral a gestire. Muro, la Barbera, Mendola, esce forte Sposato senza fallo, poi Fuentes, la Barbera, ancora Fuentes, c'è il tiro del centrocampo, si appoggia da Muro, la Barbera, Mendola mette il corpo su Sposato che si aiuta come può, non c'è fallo. Bene però il 7 a recuperare, aiutato da Politano, pallone lungo proprio per Sposato che mette dentro, deviazione, calcio d'angolo. Batte Sposato, Politano tutto solo, vi si è servito il 10, stop, non calcia. Esce bene la Barbera. Frasca, Sposato, puntare Mendola, continua ad aiutarlo, il pallone adesso è per il 9, forse trattenuto, non c'è fallo. Adesso sì, Di Condina si lamenta di essere stato trattenuto e poi entrataccia sulla Barbera che rimane a terra, prende il giallo, il numero 9. Poi abbandona il campo. Si è rialzato la Barbera, niente di grave per lui e allora si riparte col possesso per Fuentes che da ultimo uomo la perde. Occhio Politano, Di Liberto ad aiutare con il taglia fuori, è stato però il rimpallo e allora il calcio d'angolo è per gli ospiti che stavano subito provando a sfruttarlo. Qui Sposato l'ultimo uomo, alza il pallone su Orlando, punta Mendola, poi chiude bene il rimessa laterale. Troppo lungo Fuentes, ora il 10, puntare Frasca, bene, accelerare e con la punta pallone prende il giro esterno, finisce sul fondo. Sposato, l'ultimo uomo, si prende sempre qualche rischio ma esce sempre alla grande. Napoli, deviazione di Mendola, ancora Napoli, spazio per calciare, per esempio la Barbera, poi Politano dentro, una gran palla
per Tigani, lasciato tutto solo dalla difesa del Mistral. 5-4 a 7:50 dal termine, la riaperta. La squadra ospite fino a questo momento ha fatto un secondo tempo horror. Il Polistena ritorna in partita e adesso il Mistral non deve abbassare la guardia, pensando di essersela già portata a casa con il 5-3, perché qui Orlando stava per fare tripletta, ma occhio, ancora Sposato che riparte in contropiede con la puntata, mette fuori, poi Di Liberto a far ripartire subito la torre, punto Sposato, tanto spazio per Di Maria, ancora appoggiata da Orlando che non calcia ma mette dentro dalla torre. Deviazione, adesso le due squadre sono lunghissime. Il Mistral che la vuole andare a chiudere definitivamente e il Polistena che la vuole invece andare a pareggiare. La torre con spazio, rientra sul destro nel suo piede, calcia lo stesso, mette fuori. Lungo con le mani verso Napoli, la Barbera deve allungare la traiettoria in calcio d'angolo. Dentro pallone forte di Napoli, ha preso in pieno la schiena di La Barbera, ancora la bandierina, si torna da Sposato di Liberto con il rischio e ha scappato alle mani la sfera, altro angolo regalato al Polistena. Secondo palo di Tigani, Di Liberto ha capito tutto, Orlando non fa correre però veloce la torre, allora indietreggia e deve mettere con la suola in rimessa laterale per non complicare ulteriormente la situazione della sua squadra. Mossa intelligente, Politano, Sposato, grande idea per Tigani con la punta e Di Liberto in qualche modo, nonostante il pallone gli passi fra le gambe, spera, prega, il pallone termina in calcio d'angolo, ancora il Polistena ad attaccare, Mistral che sembra non averne più. Politano con Napoli, laterale ospite. Sposato, ancora il 7, Napoli. Sposato, movimento profondo di Napoli, la voleva lì il 17, c'era più lo spazio per servirlo, adesso sì che ci va Politano, appoggio verso Tigani, triangolo seguito, no, perché il pallone dell'8 troppo profondo e time out chiamato al Mistral a 6:20 dal termine della partita. Riordinano l'idea delle due squadre in un momento decisivo. Dai, briga. Briga, ciao. Vabbè, poi non può andare davanti. Parte il possesso è di Liberto. Porto Fuentes, saranno 6 minuti di fuoco. Fuentes, Muro, verticale, Di Maria sposta bene per cercare la conclusione, invece no, poi si ferma su Tigani e ritorna. Muro, Fuentes, la vorrebbe la torre, accontentato Di Maria, adesso in gestione del possesso della palla
il Mistral. Fuentes, Muro, ancora Fuentes, andare in Napoli ad appoggiare dalla Torre, ovviamente torna sempre da Muro. Polistra in questo momento in balia del possesso dei padroni di casa e del giro palla. Muro qui forza però la giocata, in qualche modo se la va a riprendere e fa fallo Politano, prende il cartellino giallo sul destro provato, sulla puntata provata dal numero 8 che si era complicato la vita, il rimpallo l'ha aiutato, aveva addirittura trovato lo spazio per la conclusione. Politano l'ha steso. Sul pallone Di Maria, la Torre e Muro. Si muovono il novellotto, Di Maria da Muro, preso in pieno, sposato, poi Tigani sta per ripartire in campo aperto, chiusura Di Maria importantissima. Napoli sposato, verticale, Tigani mette il corpo, Fuentes chiude, vuole il fallo numero 8, ma Fuentes va sul fondo, no, se l'è portata fuori secondo il direttore di gara che era lì a pochi passi, non è d'accordo Fuentes. Sposato, Spanò, la vuole Napoli, incontro, pallone per lui, sbagliato, poi l'appoggio per Tigani. Corrono i minuti sul cronometro, 4:45 da giocare. Diliberto Di Maria, Muro, la Torre a puntare, sposato, a passare il numero 9, non riesce a trovare lo spazio per la conclusione, finta Di Maria con la sua lata e poi torna a Muro. In gestione il Mistral che adesso ovviamente non forza. La Torre, questo triangolo Di Maria che non viene seguito, si torna a Muro a sfidare Spanò, l'1 contro 1, Muro vuole andare sul fondo, mette dentro a cercare la Torre e però si era inserito mentre Muro cercava lo scarico. Sposato, Napoli ce l'è 17, adesso vuole che i suoi salgano, ancora Napoli, slalom, sbagliato però il tocco per Spanò, adesso ovviamente tirano il fiato a parte quelli del Polistra, manca pochissimo, due Ospiti devono cercare di fare qualcosa in più per andarla a pareggiare. Fuentes, Di Maria, ancora Fuentes, la Torre a puntare, a accelerare, Borgese dopo il colpo preso all'inizio del secondo tempo, inizia la metà del secondo tempo, è tornato in campo, gioca lui da lungo, profondo pallone per Napoli, applaude comunque l'idea, non poteva mai arrivare a 17. Fuentes, pressalto Politano, l'1 contro 1 del duello fra numeri 10, ancora Fuentes a spostare bene, poi da Di Maria, arriverebbe Fuentes, si torna invece da Muro, la panchina Ospite vuole il pressing alto, Fuentes si trova lo spazio, e Muro c'era la linea per servirlo, Fuentes ha preferito di no, cappello
è contento di come gira in questo momento la sua squadra, di come sta gestendo il pallone, di come sta gestendo il possesso per far scorrere più possibile minuti sul cronometro, tenendo il vantaggio di 1. Sarebbe importantissimo. Qui Fuentes si fa mangiare, occhio a Tigani, Diliberto alza il muro in un momento di gestione totale del Mistral. Fuentes si addormenta, Tigani stava per andare a pareggiare la partita, aveva fatto un super anticipo, Diliberto alza il muro e salva i suoi. Brivido gigante lungo la schiena del Mistral e Polistena che invece si rammarica per l'occasione arrivata a 2 dal termine. La Torre mette il corpo raddoppiato, arriva Di Maria ad aiutare, ancora a giocare da La Torre, chiede calma Fuentes, La Torre comunque invece attacca a testa bassa e serve il miracolo di Longo per tenere ancora a galla i suoi e viva la partita. Di Maria Muro, limite dell'area, calcia Lotto e prende lo specchio della porta, e allora adesso possesso importante per il Polistena. Napoli, pressalto La Torre, appoggio verso Borgese, grande palla, è passato Napoli anche sul muro, palla per Tigani che finta, Tigani destro, Diliberto, altro miracolo e altra parata importantissima per tenere sopra il Mistral a 1,53 alla fine, poi Politano dentro, base del palo esterna con Diliberto che leva la mano, ma ancora Diliberto a salvare i suoi in questo momento importantissimo per la classifica, per il campionato e per la partita. 2 interventi monumentali, tutte e 2 le volte su Tigani, ma qui ancora a perdere palla Muro, Politano accelera, Borgese, c'è Politano ancora a mettere dentro da Napoli, Fuentes in estrema tranquillità, allora il contropiede adesso del Mistral, vediamo se la vogliono andare a chiudere con la superiorità numerica, Muro, dato spazio, dentro c'è La Torre, invece Muro calcia, e il cambio La Torre che forse si è fatto male, e Longo ha messo in calcio d'angolo a 1,26 dal termine. In questo momento Ladrano e il Cus che sono sopra, oltre al Nausicaa. Il Mistral sta vincendo il Nausicaa proprio nello scontro diretto, primo e secondo posto contro Ladrano, e vince anche il Cus contro il Drago Acireale. 3 punti che comunque sono importanti per i padroni di casa da tenere, per rimanere agganciati alle zone alte e rimanere a -5 dal primo posto. Time out, ultimo della partita, e poi sarà 1 minuto e 19, tutto da vivere. Immagino che adesso giocheranno col quinto uomo in campo gli ospiti del Polistena. Infatti, se non erro, c'è già pronto sposato, ma vediamo come la gestiranno gli ospiti. Finito il time out, e infatti c'è sposato in campo come quinto uomo. Tutto per tutto del Polistena, 1 minuto al termine.
Napoli, Borgese, ancora Napoli, esce in pressing Di Maria, Sposato, Borgese, movimento profondo di Politano, Napoli verticale, Tigani sponda verso Borgese, Politano mette dentro, Tigani non la tocca per un pelo e il pallone scorre lungo tutta la linea della porta difesa di Liberto. È uscito Sposato, è tornato in porta Longo. Di Maria adesso va a lungo, proprio alle parti di Longo che lascia scorrere e adesso andrà a effettuare ovviamente il cambio. Sposato a giocare da Napoli, 30 secondi, Borgese, la perde sul pressing della Barbera, la porta vuota, Muro per chiuderla, game 7 match, 6-4, segna Muro e il Mistral, mi sento di dire, si porta a casa questi 3 punti importantissimi. Allora è perso in zona rossa da parte del Polistena, che ovviamente giocava al quinto uomo in campo, porta vuota. Napoli ha fatto quel che ha potuto, è stato anche colpito dal destro di Muro, che però ha punito. 6-4 e ormai manca pochissimo. Di Maria intanto calcia e fa addirittura il 7-4. Capitan Di Maria, 7-4. Era forse l'invio quello di Di Maria, ma con la porta vuota si trasforma in un tiro. 7-4 per il Mistral, finisce in scioltezza. Si arrende il Polistena, che aveva fatto un primo tempo super, ci ha creduto fino a 30 secondi dal termine, è arrivato poi il 6-4 di Muro ed è finita qui la partita con Sposato che tiene il possesso. Di Maria si va a guardare con Sposato, finisce qui, il Mistral ottiene 3 punti importantissimi e vola a quota 33 campionato. Un saluto da parte